In merito alla raccolta differenziata ad Agrigento sono stati installati 38 contenitori per l'abbigliamento e le scarpe usate. Sono già disponibili per l'utenza. Sul territorio agrigentino, nelle frazioni, gli operatori del raggruppamento temporaneo di imprese, i SEDA, SEA e SEAP, ne hanno collocati 3 lungo la via Mera, 5 lungo la via Caruso Lanza, 2 in via Dante, 3 in via delle Mura e 2 in via Duomo. I contenitori collocati anche nei quartieri periferici della città di Agrigento. Nello specifico 3 sono stati collocati al villaggio Perusso, 5 a Fontanelle, 6 a Monserrato, 4 al villaggio Mosè, 3 a Villa Seta, 1 a Montaperto, 1 a Giardina Gallotti. All'interno dei contenitori si potranno lasciare gli indumenti, la biancheria di vario tipo, le tende, le borse, le cinture, le scarpe, le coperte e i cappelli. Il modo migliore per conferire questo materiale è quello di lasciarlo all'interno di sacchetti chiusi, in modo che non si rovinino e possano essere utilizzati o riciclati al meglio. Non è possibile, inoltre, ed è consentito abbandonare sacchetti singoli e oggetti a ridosso dei contenitori. E in materia interviene anche il Codacons di Agrigento, che afferma come mentre all'Albero Pretorio spuntano le delibere di variante sulla raccolta differenziata per milioni di euro come fossero funghi, il sindaco annuncia l'installazione di 38 nuovi contenitori per abiti usati disseminati per la città, che diventeranno per il Codacons presso delle discariche, accessori di abbigliamento e biancheria. Come una rivoluzione, invece si fanno 3 passi indietro da quanto è stabilito nel contratto con le isole ecologiche di prossimità. Noi affermiamo, ribadisce il Codacons, che l'iniziativa non sarà altro che l'ennesimo fallimento annunciato.